Siamo giunti al confronto centrale dall'Arcoveggio, un bel miglio per soggetti di categoria CD. Sono in 7, 1 Tiago Tree, 2 Athena Kafta, 3 Tosetta Spritz, 4 I Love You Darling, 5 Tarantella Ferm, 6 Viola Trio, 7 Zelia CCSM. Macchina che stacca, velocissima, Tarantella Ferm come da copione, sfila al comando superando in breve Tiago Tree e Athena Cup, che non riesce a sopravanzare per il momento Tiago Tree, che rientra al suo interno e costringe l'avversaria a trovare posto in quarta posizione, perché è partita molto bene anche Tosetta Spritz. Intanto 200 metri iniziali in 14,4 con Tarantella Ferm in vantaggio. Continua sul suo passo, completa in 29,4 il quarto iniziale di gara. In seconda posizione Tiago Tree a precedere Tosetta Spritz, Athena Cup, mentre per corsie esterne Viola Trio cerca di portarsi in avanti, Zelia CCSM a seguirla. 600 in 44,8, ora ha preso un po' in mano Roberto Andreghetti con Tarantella Ferm, all'esterno Viola Trio col compito più duro, trascinandosi Zelia CCSM. 800 intanto nell'ordine del 59,4, 14,6 davanti alle tribune, e ora in curva Tarantella Ferm continua a fare andatura. Vedete Roberto Andreghetti semisdraiato sulla lieva di Alessandro Raspante, che completa un chilometro nell'ordine del 1,14,1. Sempre in seconda posizione Tiago Tree. Viola Trio non riesce a avvicinare la leader per il ritmo imposto e siamo ormai a 400 dall'arrivo, con Tarantella Ferm che si mantiene in vantaggio, Tiago Tree nella sua scia, all'esterno nessuno riesce a farsi luce. Zelia ora prova a spostare in terza ruota, ma Tarantella Ferm ha preso margine e Tiago Tree sembra per il momento la minaccia più vicina. Siamo al completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Tarantella in vantaggio, Tiago Tree che si lancia in open stretch. Tarantella ancora una lunghezza di vantaggio, ma Tiago Tree recupera. Tiago Tree nel finale passa e vince nettamente su Tarantella Ferm. Al terzo posto chiude Tosetta Spritz, 1,13 secco il ragguaglio conclusivo, con 28,8 a chiudere Tiago Tree. La sorpresa della corsa, era uno dei più attesi sicuramente, ma non il favorito, era la terza scelta del campo, anzi la seconda, perché aveva chiuso favorito Zelia CCSM nei confronti proprio di Tiago Tree, ma molto vicini Tarantella Ferm, Viola Trio e Athena Cup. Ha fatto tesoro del numero alla corda Andrea Farolfi, che ha portato Tiago Tree a un bel primo piano per conto di Cristian Rizzo. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo con Tarantella Ferm che ha ancora una lunghezza e mezza di margine su Tiago Tree, che si lancia comunque con coraggio in open stretch, e ai 100 finali agguanta la femmina per passare poi agevolmente nel finale e chiudere sulla stessa che precede Tosetta Spritz. 1,53 l'arrivo della sesta corsa Arcoveggio.